Un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti come atto dovuto per chiarire tutti gli aspetti del tragico incidente costato la vita a Ivan Luccon, 50 anni, di Motta di Livenza, caduto mentre eseguiva un salto in sella alla sua bici al Bike Park Grappa Gravity Games di Borso del Grappa. Casco e bici di Luccon sono stati posti sotto sequestro ed i carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'area che l'autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario sequestrare. Luccon era socio tesserato della struttura sportiva e stava trascorrendo la giornata festiva assieme alla famiglia. Mentre eseguiva un salto su una delle piste del parco di Evoluzioni Cross, ha perso il controllo della bici ed è caduto battendo violentemente al suolo la schiena. Il trauma purtroppo gli è stato fatale. A Motta di Livenza Luccon era stimato e conosciuto per la professione di parrucchiere, nell'attività proprio sotto casa che aveva rilevato dalla madre. La famiglia è chiusa nel dolore, una famiglia già in passato segnata da gravi lutti. Il papà morì giovane ed il fratello di Ivan, Andrea, pilota dell'aeronautica militare e poi civile, perse la vita nel 2011 precipitando con un ultraleggero. Ivan Luccon lascia la moglie e 3 figli ancora piccoli, una vita molto riservata alla sua, lavoro, famiglia e poi lo sport, la sua grande passione, motocross, kart, windsurf e poi la bici. Nella frazione di Albano amici e conoscenti sono sconvolti dalla tragedia e si stringono alla famiglia. Ci conoscevamo proprio dall'infanzia. La frazione di Albano è parecchio sconvolta, è sotto shock, ma per tutta una serie di cose, per il dispiacere della famiglia, per quello che è successo in passato e perché è una cosa così improvvisa, purtroppo non se l'aspettava nessuno, insomma, anche perché sapevamo che lui era un amante di sport estremi e comunque è sempre stato uno anche molto bravo, premuroso, era scrupoloso. L'ultimo saluto a Ivan Luccon giovedì alle 15 nel Duomo di Motta di Livenza.